Siamo nello stand della Rivulis. La Rivulis non ha bisogno certo di presentazioni, fa irrigazione ormai penso da decine di anni. Abbiamo la fortuna di avere con noi il dottor Mirko Vitali e vorrei approfittare della sua presenza innanzitutto per chiedergli di spiegarci quella che è stata l'evoluzione nella microirrigazione. La microirrigazione sì, sostanzialmente sono delle ali, delle manichette all'interno del quale scorre ovviamente l'acqua, voi lo sapete benissimo, che sono dotate di apertura da cui esce l'acqua. Ma vogliamo approfondire quello che è stato lo sviluppo tecnologico su questo aspetto? Sì, certo. Allora, diciamo che l'irrigazione a goccia nell'orticoltura è partita con ali, appunto tubi in polietilene forati, okay? Semplicemente forati e in questo modo si distribuiva acqua in modo però non molto uniforme, quindi dall'inizio dell'alimentazione del tubo verso la fine della fila, della linea, diciamo che c'era una enorme dispersione di portata e di pressione. Mentre invece le tecnologie, diciamo già da oltre 50 anni, l'evoluzione è stata quella di creare ali gocciolanti con labirinto. Vedete qui un campione e vedete che in questo caso è il T-tape, l'ala gocciolante entra attraverso questi fori, ok? Quindi l'acqua entra all'interno di questo tratto, poi la parte, diciamo così, di evoluzione è rappresentata dal tratto a turbolenza. In questo tratto, infatti... Diciamo questo tratto tipo spina di pesce. Esatto. In questo tratto l'acqua da un flusso laminare passa a turbolento. In questo modo abbiamo una duplice funzione, sia quella di trattenere in sospensione eventuali inquinanti, eventuali solidi sospesi nell'acqua e quindi evitare l'otturazione del punto goccia, ma anche quella di stabilizzare le portate dall'inizio alla fine della linea. Okay? E quindi l'acqua procede e arriva nel punto di uscita dell'erogazione. Nel caso specifico del T-tape abbiamo questa fenditura effettuata a taglio che permette all'ala gocciolante di poter essere interrata anche nel terreno senza il problema di occlusione da parte di radici che entrano nel gocciolatore o di intrusione di acqua sporca. Okay? Quindi questa rappresenta sostanzialmente l'evoluzione dell'irrigazione a goccia. Poi ovviamente non è una tecnologia autocompensante, ma ha comunque una funzione di stabilizzare le portate lungo distanze molto importanti. Ecco, diciamo che questa tecnologia che lui ci ha mostrato è diffusa adesso ovviamente in tutte le aziende. Ovviamente ogni azienda la interpreta secondo sue ricerche e quindi le sue innovazioni. Però appunto parlavi delle vere ali gocciolanti autocompensanti. Esatto. Ci spieghi come funzionano in questo caso? Nel caso dell'autocompensante abbiamo dei gocciolatori, come questo in scala, in cui all'interno abbiamo una parte attiva, vedete? Sì, questo è 100 volte più grande, giusto? Esatto. Sì. E vedete una parte attiva che è una membrana che ha una funzione di regolare l'uscita dell'acqua. Sostanzialmente nel punto di ingresso dell'acqua nel gocciolatore la pressione va a premere sulla membrana che a sua volta strozza l'uscita. Okay? Quindi man mano che la pressione cala con l'allungarsi della linea, allora la membrana agisce in maniera meno importante e quindi all'interno di un range di pressione che va da 0,5 a 3,5 bar abbiamo la stessa portata dall'inizio alla fine. Diciamo che normalmente la tecnologia dell'autocompensante viene utilizzata principalmente per colture pluriennali come vigneti, frutteti. Okay? E anche perché diciamo, è anche un discorso economico, hanno un costo molto più importante rispetto a soluzioni per l'orticoltura. Certo, assolutamente. Allora intanto ti ringraziamo per questo preambolo che ci tenevo per spiegare quello che è appunto l'evoluzione tecnologica, diciamo, negli ultimi 50 anni. Adesso invece ci mostri qualche prodotto recente che possiamo dire il vostro cavallo di battaglia. Perfetto. Allora, diciamo che nell'orticoltura
abbiamo normalmente l'applicazione di ali gocciolanti leggere. Leggere intendo con spessori che vanno da 7-8 mil di spessore della parete. Questo rappresenta infatti lo standard, l'utilizzo, ma pone l'agricoltore di fronte a un grave e ben noto problema, cioè quello degli attacchi da parte di insetti terricoli, che possono essere elateridi, grilli talpa e altre larve. E quindi ecco, per far fronte a questo problema, Rivulis ha sviluppato una tecnologia che permette all'ala gocciolante di difendersi. Questa tecnologia si chiama Defend. E sostanzialmente cosa succede? Possiamo integrare una piccolissima percentuale di principio attivo all'interno della parete dell'ala gocciolante. Sì, effettivamente, ma il problema degli elatteridi, no, che si sviluppa soprattutto nelle fasi iniziali della cultura, e queste larve di insetto hanno bisogno di masticare e trovano estremamente divertente, ritengo, aggredire questo polietilene. E in questo modo si va, diciamo così, a preservare quelle che sono le caratteristiche dell'irrigazione a goccia nell'orticoltura, ossia quelle di poter distribuire in modo uniforme in tutto l'appiazzamento acqua e nutrienti, perché altrimenti con i fori causati dagli insetti questa funzione viene persa. Perfetto, ti ringrazio. Adesso volevo introdurre brevemente, se ci spieghi, perché voi presentate come Rivulis anche il prodotto Manna, che è insomma la manna dal cielo, è la soluzione a tutti i nostri problemi? Bueno, potremmo dire che Manna è dappertutto. Qua stiamo vedendo un impianto fisico, il hardware. Manna sarebbe il software, cioè la conoscenza dell'irrigazione. Manna è una ditta, è una startup che appartiene a Rivulis ed è nata con lo scopo di fornire il consiglio irriguo all'agricoltore. Non è l'unica cosa che provvede, che fornisce, perché insieme con il consiglio irriguo dà delle immagini satellitari. Queste immagini satellitari passa al satellite, che a proposito sono giornaliere, con una risoluzione di 3x3 metri, sono processate dalla intelligenza artificiale, possiamo dire, insieme con altra informazione agronomica, come è il tipo di coltura, tipo di suolo, il tipo di irrigazione, quindi l'efficienza e tutto quanto. Alla fine viene con un consiglio irriguo. Se vuoi ti posso anche fare vedere come si vede l'applicazione. Vediamo se riusciamo a riprenderla. Quindi qua per esempio sarebbe la prima pagina del sistema e potete vedere come qua dice zona 1, quindi settore di irrigazione 1, l'irrigazione precedente è stato 3.4 mm, mercoledì 23 giugno e la prossima irrigazione sarà 3.7 mm. Se io voglio vedere qua il mio calendario di irrigazione, posso vedere cosa ho irrigato ieri, cosa dovrò irrigare oggi e cosa potrò irrigare domani. Questo non è un calendario semplice, è un calendario intelligente, quindi se oggi noi decidiamo di non irrigare per qualsiasi motivo, possiamo fare clic qua, cancelliamo l'evento, scusate un attimino, cancelliamo l'evento e quindi questo lo tiene in conto per il prossimo evento di irrigazione. E si somma tutto, no? Possiamo vedere pure la stima del bilancio idrico del nostro suolo, quindi il limite di capacità di campo, punto di abbassimento, acqua facilmente disponibile e qua possiamo vedere per esempio le diverse date delle fasi fenologiche della nostra cultura. Nella seconda pagina possiamo vedere un archivio di 3 anni di immagini giornaliere del nostro appezzamento. Ecco, la cosa interessante è che voi vi appoggiate a dei satelliti, quindi diciamo superate quello che è l'aspetto di mettere dei sensori a terra e lavorate solo e esclusivamente con le immagini satellitari. Di quali satelliti utilizzate? Allora, ogni anno diciamo che aggiungiamo una nuova tecnologia, un nuovo satellite, alcuni sono in grado di dare un tipo di immagine, altri danno un'altra. Per esempio, ad oggi usiamo Landsat, Sentinel e Planet. Landsat e Sentinel hanno una risoluzione di 10x10 metri. L'ultimo che abbiamo aggiunto è Planet, che come dico è un'immagine ogni 1-2 giorni e 3x3 metri, che è abbastanza alta. E dopo abbiamo aggiunto pure un satellite con tecnologia radar che è in grado di fornire un'immagine satellitare, che è in grado di processare le immagini satellitari
anche se ci sono delle nuvole, in Certo, grado di attraversare le perché il nuvole, radar le attraversa, eppure, assolutamente. eppure prende un'immagine quando è di sera. Sì, Quindi, anche di notte, sì. e ogni anno si vede come questa tecnologia... Quindi Manna è in realtà un processo in evoluzione, però che è già testato e già funzionante. sì, eppure è molto importante, come hai detto, è una soluzione sensorless. Quindi se io inserisco il mio pezzamento ora, tra un paio d'ore avrò già il mio consiglio arrivo pronto per domani, eppure accesso a uno storico di immagini del mio appezzamento. Ecco, sì, è interessante. È interessante anche la formula con cui voi lo cedete, cioè dell'affitto mensile. Sì, allora dipende per ogni coltura, però se un appezzamento di mais per esempio, pensiamo forse 5-6 mesi, no? Però la pensiamo Assolutamente, così, certo, quindi certo. le unità sono ettaro mese e là ognuno si fa i suoi conti. Perfetto.